Ma è giusto, ne vorrei due, addirittura no, una sola. Sì, è sempre favorevole la mascherina, anzi ti protegge dall'influenza, da tutto. Dovrebbe fare no nel tempo di Covid, anche dopo. Sì, sempre io. No, le ho sempre portate io. Anche quando andavo quest'estate a Jesolo e a Caule, io le avevo sempre le mascherine, io e mia moglie. Anche la sera, ma tanti non le portavano, non c'era nessuno che controllava, nessuno. Secondo me si tratta di provvedimenti in divenire, eravamo in zona bianca, gravarci, voglio dire, inutilmente sarebbe stato secondo me inutile e inopportuno. Ora i dati ci dicono che siamo entrati in zona gialla, che le terapie intensive stanno intensificando purtroppo la loro attività, quindi è giusto che vengano presi questi provvedimenti. Favorevole nel senso che per tutelare tutti quanti è giusto che sia così. Farlo in modo preventivo è la cosa migliore. Sì, certo, sempre è meglio così con la mascherina. Sì, sempre tutti mascherina, sì. Ma io seguo le leggi, quindi mi dispiace, però quello che dicono io seguo tutto, punto stop. Non tanto per noi che siamo giovani, però i poveretti, gli anziani che li vedi che hanno gli occhiali appannati, non riescono neanche. No, adesso no, non sono per niente favorevole, anzi, cioè proprio no. Abbiamo fatto i vaccini, abbiamo fatto i sacrifici, abbiamo fatto tutto, adesso basta, cioè veramente adesso basta. Non credo che sia quello il problema, credo che tutti ci saremmo dovuti vaccinare e credo che anche i vaccinati avrebbero dovuto rispettare di più le regole, cose che non hanno fatto perché avevano il vaccino. Sì, se serve a finire questo schifo, sì, purché passi in fretta.